Bella vittoria dei biancorossi a Cantù, al 13° Franchi si libera il tiro, para Artesani e Colonetti deposita in rete il gol dell'1-0, quarta rete di Super Mario in campionato, festeggiato dai compagni, ma la gioia del Mantova dura poco. Al 17° calcio di punizione la palla rimpallata viene raccolta da Erba che trafigge un incolpevole Bellodi. Sulle ali dell'entusiasmo il Cantù va ancora vicino al gol, calcio di punizione e ancora Erba costringe Bellodi ad una parata super. Esce al 30° Franchi per un problema muscolare, sostituito da D'Angelo, ma il Mantova si ripresenta con ben altro piglio in campo e al quarto sfiora già la prima segnatura. Al 15° ci prova invece Fischnaller, al debutto in bianco-rosso la palla sorvola di poco la traversa e 3 minuti dopo è il Cantù a far correre un brivido ai tifosi del Mantova, ma al 20° Zanninelli di testa si fa trovare pronto all'appuntamento e porta in vantaggio il Mantova. Prima rete in bianco-rosso per il forte difensore trentino e sarà decisiva. Al 40° Gherardi alza troppo il gomito e viene spedito anzitempo negli spogliatoi dall'arbitro, mentre al 44° è Locatelli a far correre l'ultimo brivido con il colpo di testa che è scialato di poco.